Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Oggi giorno della verità per il Quirinale per l'elezione del Presidente della Repubblica. Basta la maggioranza assoluta, il quorum scende da 672 a 505 voti. La quarta votazione ha preso il via alle 11 senza che i partiti abbiano individuato un nome da scegliere. Ieri la terza fumata nera con 412 schede nulle, 125 voti per Sergio Mattarella, 114 preferenze a Guido Crosetto, 61 al giurista Paola Maddalena e 52 a Pier Ferdinando Casini. Il segretario del PD Enrico Letta annuncia un voto per venerdì ma assicura non ci sarà un presidente di destra. Il leader della Lega Matteo Salvini afferma di continuare a lavorare una proposta di centrodestra e dice il premier Mario Draghi è prezioso lì dov'è. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, commenta: credo che non si chiuderà oggi ma domani. Con la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto di Trieste Annunziato Vardè, dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, è iniziata la cerimonia di commemorazione del giorno della memoria al monumento nazionale della Risiera di San Saba, unico campo di concentramento nazista in Italia. A causa dell'emergenza sanitaria la manifestazione si tiene in forma ristretta. È stato aperto da un minuto di silenzio per Lorenzo Parelli, il 18enne, morto venerdì scorso a Lauzacco, l'incontro per la giornata della memoria organizzato dalla Prefettura di Udine insieme al Comune e all'Ufficio Scolastico Regionale. Il cuore dell'evento è stato il dialogo tra gli studenti e Paola Del Din, medaglia d'oro alla Resistenza, insieme al professor Zannini dell'Università di Udine. Oggi si celebra la giornata della memoria, un'impronta indelebile impressa nel cuore della storia da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Come ci ha insegnato Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è stato non sia più. Lo scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sui suoi profili social. Deposizione della corona alle vittime dell'Olocausto e dei campi di concentramento a Udine per la giornata della memoria con l'Associazione Nazionale Ex Deportati, tanti i poliziotti presenti perché nelle prossime settimane si poseranno 9 pietre d'inciampo per altrettanti poliziotti udinesi deportati e uccisi. Sindaco, quella del 27 gennaio per Udine è una ricorrenza molto importante perché ha perso alcuni suoi cittadini illustri in quelle terribili pagine di storia. Eh sì, ricordo uno per tutti, il senatore Elio Morpurgo, che fu sindaco di Udine, fu preso, prelevato dall'ospedale civile, aveva 85 anni, fu caricato su un carro bestiame, in pratica alla stazione di Udine, e mandato al campo di concentramento. Non arrivò mai al campo di concentramento, morì durante il viaggio. La sua colpa era di essere ebreo e in pratica fu sterminato come furono sterminati più di 600 persone qui del nostro Friuli mandati nei campi di concentramento. Un'altra figura importante è anche Cecilia De Ganutti, anche lei morta al campo di concentramento di San Saba, qui nella nostra regione, a Trieste, nel 1944. Quindi abbiamo avuto anche noi delle illustri vittime qui del nostro territorio, ma soprattutto io spero che i giovani in particolare non dimenticano questi fatti, perché anche se sono passati tanti anni sono fatti molto gravi che non vanno dimenticati e vanno ricordati proprio per la loro atrocità, perché non si commettono più questi errori. Ed ora andiamo a Trieste. Durante la cerimonia del giorno della memoria che si è svolto alla Risiera di San Saba di Trieste, Andrea Perini ha sentito il rabbino di Trieste. Vediamo. Dopo più di 20 anni che esiste questo giorno della memoria, che è fondamentale e che nessuno deve rimettere in discussione, la mia domanda è: quali sono i risultati di questo giorno della memoria? Come ho detto, noi nel mondo ebraico ricordiamo ogni nome e abbiamo un giorno specifico instaurato da sempre per ricordare. Il giorno della memoria deve, attraverso il mondo ebraico, anche riuscire a fare la stessa cosa, a ricordare tutte le vittime, non solo ebraiche, anche se sono la più grossa parte, e educare
solo che la memoria non si fa con un giorno, si fa tutto l'anno per arrivare a un giorno che è l'apice di questa memoria particolare, è quello che dovrebbe essere. C'è tanta strada da fare anche perché si sono fatti troppi amalgami, nel senso che i genitori di questi bambini non hanno più il controllo sull'accesso a certe informazioni e a una certa educazione che devono ricevere. E poi secondo me il fatto di usare la Shoah per delle proteste, vestirsi da deportato, portare la stella gialla o inneggiare dicendo che siamo in un paese che vive nello stesso periodo che il fascismo, crea confusione e soprattutto crea un danno immenso, perché le cose non sono più al loro posto. Il picco dei contagi pare essere superato in Friuli Venezia Giulia, rallenta la crescita con un aumento dei casi ridotto al 3%. E quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, tutte le province del territorio in testa a Pordenone registrano più di 2.000 casi ogni 100.000 abitanti. Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, gli ultimi 7 giorni hanno visto un'inversione della curva con una flessione a livello nazionale del 3,7%, confermata anche in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli ospedali, aumentano del 3% i ricoveri in area medica, mentre diminuiscono dell'1,4% quelli in terapia intensiva. Nella nostra regione il dato è stabile per le terapie intensive, 24%, mentre in leggero aumento per quanto riguarda gli altri reparti, dove l'occupazione è salita dal 34 al 37%. Aumenta in regione anche il numero dei casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, passati da 4.270 a 5.240. A livello nazionale i decessi sono aumentati dell'1,2% in una settimana. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana 19-25 gennaio. A calare è il numero dei tamponi totali effettuati in Italia. Dopo l'impennata delle settimane passate si registra un calo del 4,5%. In 51 province italiane, tutte quelle del Friuli Venezia Giulia, l'incidenza di nuovi casi supera i 2.000 per 100.000 abitanti. A Pordenone sono 2.918, a Udine 2.436, a Trieste 2.363 e a Gorizia 2.303. La Fondazione Gimbe giudica positivamente il superamento del sistema dei colori e anche la sospensione del contact tracing, considerando che con l'incidenza elevata causata da Omicron non è sostenibile né aiuta a rallentare la crescita dei casi. Sul fronte della campagna vaccinale, infine, nella settimana 19-25 gennaio si registra un crollo di oltre il 30% dei nuovi vaccinati. In Friuli Venezia Giulia la media dei cittadini che hanno completato il ciclo è del 79,1%, in linea con quella nazionale. Si riduce anche il divario rispetto alla terza dose, 76,4% in Friuli Venezia Giulia contro il 78,8% in Italia. Bivaccavano in un magazzino del Porto Vecchio di Trieste. Per questo motivo 7 stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione abusiva di edifici e danneggiamento in concorso. Ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'odore di un falò e alcune transenne metalliche trovate danneggiate all'esterno di una struttura del Porto Vecchio ancora in stato di abbandono. All'interno dell'immobile gli uomini del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato hanno poi trovato 5 cittadini rumeni, fra cui una donna e 2 tedeschi. Tutti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trieste. Problemi di dissesto idrogeologico a Tolmezzo per un masso che si è staccato sulla strada che porta a Illeggio. L'amministrazione comunale ha chiesto un intervento urgente alla Protezione Civile. Questo alternarsi di maltempo tra ghiaccio e poi temperature più miti hanno fatto in modo che si sia, così per essere il più possibile brevi, allentato un po' il versante della strada che è un versante sovrastante la strada che porta a Illeggio, no? Che è una nostra frazione che è molto conosciuta anche per la mostra d'arte che porta decine di migliaia di persone ogni anno. Allora su questo abbiamo chiesto l'intervento immediato della Protezione Civile regionale, che ha già fatto un sopralluogo, e la strada di competenza comunale, e verrà effettuato un primo intervento di messa in sicurezza, di disgaggio del versante per consentire di transitare in sicurezza il prima possibile. Dopodiché abbiamo già
attivato, ma quello è un intervento più importante, la Protezione Civile Nazionale, che ha già fatto un sopralluogo, l'aveva già fatto un paio di mesi fa, perché è un problema conosciuto che però adesso sta accelerando la sua problematica. Allora adesso ci sarà questo primo intervento e dopodiché più strutturale nei tempi a venire, nel medio termine. Oltre 300 musicisti hanno risposto alla chiamata della FVG Orchestra, che lo scorso dicembre ha lanciato le selezioni per assumere a tempo indeterminato ben 14 professori d'orchestra. Le candidature per strumentisti di viola, violino, contrabbasso, clarinetto, corno, tromba e timpano sono arrivate da tutta Italia, anche dall'estero, in particolare da Slovenia, Francia, Spagna e Stati Uniti d'America. Toccherà ora alla Commissione scremare le domande, valutando i curricula forniti dai candidati e il loro livello artistico. Le audizioni sono già partite e termineranno a inizio febbraio. Dopo l'assegnazione dei 14 contratti verranno inoltre aperti alcuni bandi indirizzati in particolare ai giovani musicisti che desiderano rendersi disponibili per eventuali sostituzioni o per ampliare l'organico dell'orchestra necessario per determinati repertori. Insomma, l'inizio 2022 è di tutto rilievo per l'istituzione sinfonica della regione, che vede sempre più rafforzare il suo nome e la sua autorevolezza. È iniziata la stagione dei pollini in Friuli Venezia Giulia. Tra il litorale e i primi rilievi collinari iniziano a fiorire il nocciolo e cipresso. Secondo i rilevamenti dell'ARPA, la concentrazione media settimanale è attualmente ancora bassa e dovrebbe mantenersi tale anche la prossima settimana. Più rilevante la presenza di amenti, polveri e spore nella zona di Tolmezzo e nella Pedemontana. Continuano le iniziative della solidarietà della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di campagna Amica nel mercato coperto di Viale Tricesimo a Udine, nell'ambito di un'operazione messa a punto da Coldiretti Nazionale Fondazione Campagna Amica. Sono arrivati 60 pacchi di solidarietà contenenti scorte alimentari di cibo 100% italiano destinate alle persone bisognose di aiuti in questa perdurante emergenza sanitaria e economica. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.